Come si sta applicando la riforma degli enti locali? Come una struttura notoriamente macchinosa come quella pubblica sta assorbendo quello che è soprattutto un tentativo di modernizzazione? E in che modo la nostra provincia si sta apprestando a dare vita con Venezia e Padova ad un'area metropolitana destinata ad essere centrale nel contesto mitteleuropeo? A queste domande si è cercato di rispondere ieri al Palazzo dei 300 di Treviso nel corso del convegno organizzato dal Partito Socialista Trevigiano per discutere sulla riforma degli enti locali. Alla presenza dei principali esponenti del partito a livello provinciale, perlomeno nella sua parte maggioritaria, dal sottosegretario al Tesoro Maurizio Sacconi al neosegretario Federico Sutto, particolarmente interessante è stato il contributo di Giusy Laganga, responsabile per gli enti locali nella direzione nazionale del PSI. La riforma, è stato il suo giudizio, ha già portato ad una sollecita approvazione degli esecutivi. Adesso un punto decisivo è quello della formulazione degli statuti. Lo statuto è una cosa importante perché ogni comune si può dare uno statuto proprio, distinguendosi quindi dagli altri comuni e consentendo a ogni amministrazione di avere delle sue regole non rigidamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Questa è una conquista, è la prima volta che l'Italia supera la regola dell'assoluta uniformità amministrativa dalle Alpi fino alla Sicilia. Dopo questa seconda fase si potrà dare un primo bilancio della riforma che probabilmente rivelerà qualche manchevolezza ma che nell'insieme è sicuramente una modernizzazione delle strutture amministrative italiane che era necessaria, anzi che arriva un po' in ritardo. Non sono mancate pure accuse alla DC, vittima delle proprie lentezze decisionali, e rispetto al panorama politico di casa nostra, i recenti accordi tra DC e PC sono un esempio, secondo i socialisti, di scelte innaturali ed incoerenti frutto di anacronistiche visioni della politica.